Oggi come allora, dalla parte del lavoro, sono 110 anni di storia, di battaglie e di sostegno ai lavoratori. Abbiamo attraversato il periodo del fascismo, abbiamo attraversato dei periodi molto importanti e proficui dove il mondo del lavoro ha fatto dei passi in avanti importanti e la CGIL è sempre stata all'avanguardia, è sempre stata protagonista di questi momenti. È cambiato il mondo del lavoro e la CGIL ha dovuto cogliere questi mutamenti per rispondere alle esigenze dei lavoratori e dei cittadini. Non ci limitiamo solo al mondo del lavoro, ma abbiamo l'ambizione, e lo stiamo facendo, di contrattare anche in maniera molto più ampia. La contrattazione sociale è uno degli aspetti che noi stiamo praticando. Un traguardo importante, 1911-2021. Dall'anniversario dei 100 anni la CGIL è cresciuta sempre di più. La CGIL cresce, che se ne dica insomma, la narrazione sul fatto che cresce tra gli attivi più che tra i pensionati, cresce tra i giovani precari, cresce tra le donne dei servizi e cresce tra i migranti e in tutti anche i settori, quelli industriali. Quindi a dimostrazione che in particolar modo in un periodo di crisi la CGIL nella società trevigiana viene vista come luogo di riferimento quando hai bisogno di un aiuto, di un servizio, di essere difeso. Molte le iniziative promosse, domani il primo appuntamento, l'apertura delle celebrazioni con la storia della CGIL trevigiana. Abbiamo altri 6 eventi calendarizzati su tutto l'anno, con la speranza poi che ci possa anche essere degli eventi live, nel senso che abbiamo l'esigenza di incrociare anche le persone.